Banche Venete, il 6 luglio parte la trattativa tra Intesa San Paolo e sindacati sugli esuberi del personale, in ballo 3.900 posti, i vertici ribadiscono nessun licenziamento, entro il 2019 chiusura di 600 filiali. Nel frattempo ieri sera da tutto il Veneto la rabbia degli azionisti di BPV e Veneto Banca in piazza Vicenza, ci hanno truffati, rivogliamo i nostri soldi, l'urlo dei risparmiatori. Dalle banche venete ai nuovi arrivi dei profughi fino al caso vaccinazioni, stasera puntata speciale di 20:10 con il governatore Luca Zaia a tutto campo. Violenta lite tra vicini a Padova, 2 uomini si fronteggiano a colpi di coltello e bastone, uno dei 2 gravemente ferito all'addome, l'altro arrestato per tentato omicidio. Colpo di scena sulla vicenda delle grandi navi a Venezia, il sindaco Brugnaro anticipa le decisioni del governo, sarà Porto Marghera il nuovo terminal di attracco delle navi da crociera. Da lunedì scatta l'ordinanza di allontanamento dei nomadi dalla zona est di Vicenza. Il sindaco Achille Variati, ci vuole il pugno duro. Riaprono i cantieri del maxi deposito di GPL a Chioggia, l'ha deciso il TAR del Veneto. L'amministrazione e i comitati non fermano la battaglia, pronti nuovi ricorsi. Nel 2001 spese lire false giocando al casinò, fu scoperto e poi condannato. 16 anni dopo un cinquantenne è stato arrestato nel Bassanese. Alla vista dei militari è rimasto sorpreso. Dopo tanto tempo credeva di averla fatta franca. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali, un primo sguardo sulle notizie dal Veneto, iniziando ovviamente dalla questione banche popolari, ex banche popolari venete e iniziando dall'iter per la trattativa sui dipendenti che parte a giorni. Il 6 luglio infatti parte la trattativa tra Intesa San Paolo e sindacati sugli esuberi del personale dopo l'acquisizione dei noti asset positivi della Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Intesa San Paolo ha avviato la procedura inviando una lettera di convocazione ai sindacati. Si prevede che la trattativa sarà rapida, dovrebbe concludersi entro fine luglio. I numeri delle uscite vedono circa 3.900 esuberi complessivi, di cui poco meno di 1.100 riguarderanno le banche venete, la restante parte Intesa. Da Intesa viene ribadito, come già avvenuto nei giorni scorsi, che non ci saranno licenziamenti, ma si procederà solo con uscite volontarie, con l'applicazione del Fondo di solidarietà dei lavoratori bancari. Nel progetto di integrazione tra Intesa e le 2 banche venete c'è anche la chiusura di circa 600 filiali entro il 30 giugno del 2019 e si sta anche valutando l'ipotesi di tenere in Veneto il centro per la gestione dei conti online. Queste le notizie che filtrano dai sindacati per l'apertura ufficiale delle trattative, quindi l'iter per il passaggio ufficiale definitivo degli asset delle 2 banche a Intesa San Paolo. Intanto però c'è sempre in campo la rabbia degli azionisti e dei correntisti, quelli che ieri sera hanno affollato Vicenza da tutto il Veneto urlando la loro rabbia. Tanta rabbia. Un'unica parola, rabbia. Il sentimento che da quando è esplosa la bomba Popolari Venete vive nell'animo delle migliaia di correntisti e azionisti di BPV e Veneto Banca. 200.000 risparmiatori azzerati e sembra che non gliene frega niente a nessuno. Fra l'altro è tutta gente che ha lavorato una vita, che erano i soldi che gli servivano per la vecchiaia. Ci devono dare i nostri risparmi che ci hanno tolto in una maniera illegale e indecente. Non hanno rispettato la Costituzione. Rabbia che se possibile è aumentata ulteriormente dopo il decreto del governo per l'acquisto dei 2 istituti di credito da parte di Banca Intesa. E durante la fiaccolata di Vicenza nessuno è stato risparmiato dagli attacchi da Banca Italia e Consob ai politici. Io ho incontrato praticamente centinaia di persone che piangono, che sono disperate, hanno il diritto sacrosanto, se siamo uomini e se è una democrazia, di ricevere i loro soldi. Se uno ruba una mela gli fanno il processo. Qua hanno rubato a 200.000 persone e tutti sono fermi. Non può essere questo. Presenti anche diversi amministratori locali. Sono qui anche a testimoniare e a rappresentare la cittadinanza di Marano in questo frangente, quindi è un dovere di rappresentanza. Il timore di risparmiatori e azionisti è che l'operazione di salvataggio possa mandare in fumo le loro speranze di risarcimento, ma le associazioni rassicurano. È avvenuta la transazione insoddisfacente dei 119.000 risparmiatori e dico a questi risparmiatori che stiano tranquilli e che stiano tranquilli, è in sicurezza perché è stato passato nell'attivo della banca, quindi chi ha preso il 15% è in sicurezza. Abbiamo fatto una richiesta di un fondo
per le vittime da reato di aggiotaggio, ostacolo di vigilanza bancario. Dalle banche venete, ma anche ai nuovi arrivi dei profughi in queste ore in tutto il Veneto e fino al caso delle vaccinazioni obbligatorie, del ricorso alla consulta contro il decreto del governo, questi e molti altri temi dei quali parlerà questa sera a 20:10 il governatore Luca Zaia, ospite di questa puntata speciale di stasera di 20:10. Lo vediamo nelle immagini di una puntata precedente nel quale era stato ospite della nostra trasmissione. Dunque si parlerà ovviamente della questione banche venete, del futuro delle banche venete e anche un po' dell'opposizione della Lega Nord in Parlamento, ma anche della questione vaccini, ma anche dello stato dell'economia del Veneto e poi soprattutto della gestione ennesima dei migranti, anche alla luce della decisione del pugno duro, della svolta in qualche modo del governo con l'ipotesi della chiusura dei porti. Tutto questo dunque stasera, appuntamento da non perdere con 20:10. Adesso ci spostiamo a Padova con la cronaca di una lite che sfocia in una vera e propria rissa a colpi di coltello e bastone e una persona finisce in ospedale con una ferita all'addome, l'altra viene arrestata per tentato omicidio. Allora abbiamo in collegamento telefonico da Padova per raccontarci questa vicenda Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo proprio in via Newton dove si è consumata questa rissa. Motivo: un bambino che stava giocando a pallone nel cortile di questo condominio. Uno dei vicini di casa si è arrabbiato con il papà del ragazzo e ha deciso di affrontarlo in duello. Scendi in giardino se sei un uomo, questa è la frase di sfida che ha lanciato. I due sono scesi, uno armato di bastone, l'altro armato con un coltellino. Ad avere la peggio ovviamente l'uomo armato di bastone che è stato colpito all'addome da una coltellata. Si trova in prognosi riservata a Padova, ha subito un intervento, non è in pericolo di vita. Arrestato invece il vicino di casa armato di coltello che lo ha ferito. Per lui l'accusa è di tentato omicidio, denunciato invece il ferito. Per quanto riguarda la cronaca padovana c'è da segnalare anche l'arresto di due rapinatori di Rolex trasfertiti napoletani che proprio ieri avevano compiuto una rapina sempre a Padova in via Sorio. I due sono stati arrestati dalla polizia. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina e buon lavoro. Ovviamente tutti i dettagli su questa vicenda, di questa lite finita nel sangue questa sera nei nostri telegiornali, nel telegiornale del Veneto. Adesso un tema resta sempre caldo, una vera e propria odissea. Quella delle grandi navi a Venezia, che però sembra ad una svolta, o almeno così dice il sindaco Luigi Brugnaro, che ha anticipato quella che dovrebbe essere la decisione finale del governo, cioè la scelta per l'attracco delle grandi navi, che sarebbe Porto Marghera. Via libera del governo sulle grandi navi a Venezia da Palazzo Chigi, nessun documento ufficiale fino ad ora, ma il sindaco del capoluogo lagunare anticipa la decisione che il ministro avrebbe concordato con lui. Sarà Porto Marghera il nuovo terminal di attracco delle navi da crociera. Dal 2019 2 nuove banchine saranno pronte nel canale industriale nord nell'area della Fincantieri, ha detto Luigi Brugnaro, che ha pure aggiunto come il disegno del governo non ha accantonato lo scavo del canale Vittorio Emanuele, pur se il progetto necessita della valutazione di impatto ambientale. Brugnaro ne ha parlato ieri nel corso del convegno Invest in Venice, dedicato agli investimenti su Venezia, che si è svolto alla Camera di Commercio. Nonostante il ministro Del Rio fino ad ora non si sia espresso, il sindaco di Venezia ha annunciato che il governo renderà nota la sua decisione a breve. Il terminal crocieristico a Marghera sarà attrezzato per accogliere le navi sopra le 96.000 tonnellate che ora non possono entrare in laguna. Un terzo terminal sarà realizzato entro il 2021, sempre a Marghera, nelle adiacenze del canale Brentelle. Sul tema delle grandi navi ieri ha parlato anche il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, che per la prima volta dal suo insediamento si è rivolto criticamente contro chi si oppone al passaggio delle navi in laguna. Peggio sarebbe, ha detto Musolino, vedere perdere il posto di lavoro alle 4.500 persone impiegate nel settore crocieristico. Altro tema caldo, altra battaglia nel veneziano è quella del maxi deposito di GPL a Chioggia, con cantiere bloccato grazie all'attività del comitato dell'amministrazione, ma che è un cantiere che riapre da lunedì per decisione del TAR.
Riaprono i cantieri del maxi deposito di GPL a Chioggia. L'ha deciso il TAR del Veneto. La notizia non ha colto di sorpresa la cittadinanza. Era abbastanza preventivabile che nell'attesa di entrare nel merito della questione il TAR avrebbe accolto la richiesta di sospendere gli effetti dell'ordinanza dell'amministrazione comunale, che aveva di fatto messo i sigilli al cantiere per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica. Era una decisione che avevamo già messo in conto, ha dichiarato il vice sindaco veronese. C'è ovviamente un po' di delusione, ma nessuna sorpresa all'orizzonte. Noi andiamo avanti come sempre per la nostra strada, continua. Abbiamo ancora in piedi altri ricorsi, quello sul passo Carraio, realizzato per il passaggio dei mezzi fino al cantiere, che a nostro avviso è abusivo, e quello contro la proroga ministeriale ai lavori per la costruzione dell'impianto, che doveva essere completato entro il 26 maggio. Torniamo alla cronaca, continuano gli incidenti lungo le strade del Veneto, anche stanotte una raffica di sinistri. Distrazioni, colpi di sonno, alta velocità, le cause sono diverse, gli epiloghi sono i medesimi, schianti sulle strade, feriti soccorsi in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. Notte di super lavoro per vigili del fuoco e forze dell'ordine, a partire dalle 22 quando a Sossano, nel Vicentino, in via Circonvallazione, si sono scontrati un'auto e un trattore, 5 persone coinvolte, un sinistro dalla dinamica ancora tutta da accertare. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente del trattore, l'autista dell'auto e altre 3 ragazze a bordo dell'utilitaria sono state assistite dal personale del SUEM 118 per essere portate in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo la mezzanotte. Poche ore dopo, all'alba, gli stessi vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti per un secondo incidente stradale in via Acque, dove una donna, dopo aver perso il controllo della Fiat Punto di cui era la guida, è andata a sbattere contro un platano, rimanendo però fortunatamente illesa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, che è stata recuperata da un carro attrezzi. Nelle stesse ore, ma nella Marca trevigiana, incidente stradale a Ogliano, frazione di Conegliano, un tremendo frontale tra 2 autovetture con i conducenti estratti dalle lamiere e portati d'urgenza nel nosocomio cittadino, in prognosi riservata. Ancora la cronaca con una notizia davvero singolare, più che altro per il tempo che è intercorso tra il reato e l'arresto. Un cinquantenne, ora cinquantenne, che aveva giocato, ha speso soldi falsi al casinò, banconote false al casinò, è stato arrestato nel Bassanese. La notizia è che il reato è successo 16 anni fa. La giustizia, quella straniera in questo caso, non dimentica e presenta il conto. Dopo 16 anni su di lui pendeva un mandato di cattura europeo, nonostante da quella notte siano passati oltre 3 lustri. Ad incastrarlo un ordine di cattura del Tribunale di Pola in Croazia, che lo aveva condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione. L'uomo, un cinquantenne di Alcamo, provincia di Trapani e residente a Cassola, è stato arrestato ieri. Secondo quanto emerso, si sarebbe presentato al casinò di Plovania con 5.600.000 lire in banconote da 100, tutte risultate false. Era già riuscito a piazzare al tavolo da gioco 13 banconote prima che qualcuno se ne accorgesse, dando l'allarme. A distanza di 16 anni la giustizia ora gli ha presentato il conto. Ieri alla sua porta si sono presentati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bassano. Ed ora a Vicenza, rimaniamo a Vicenza, ma andiamo nel capoluogo di Vicenza con la decisione, la svolta dell'amministrazione Variati sui nomadi. Da lunedì scatta l'ordinanza di allontanamento dei nomadi dalla zona est e Variati dice pugno duro. Il degrado urbano non può essere accolto in nessun modo, nomadi non nomadi, quindi da lì devono andarsene. Vicenza adotta il pugno duro contro i nomadi dopo l'ordinanza di allontanamento nell'area ovest della città. Da lunedì verrà attivata una medesima ordinanza nella zona est, una risposta che arriva dopo le numerose segnalazioni di degrado e illegalità denunciate dai cittadini anche attraverso la nostra emittente. Verrà trasmessa l'ordinanza ai vari nuclei, in particolare ai proprietari dei camper, e avranno un tempo a partire da lunedì limitatissimo per abbandonare l'area e andarsene. Punto. Si punta alla correttezza e alle regole e non esiste che i nomadi possano avere regole loro rispetto alle regole dei cittadini. Zone rosse nella Vicenza Est attive sino al 31 dicembre prossimo, che andranno a sommarsi alle limitazioni poste nella fascia ovest attive sino al 30 settembre. In pratica un muro ideale che limita l'accesso alla città da parte dei nomadi. C'è di più, questione bollette dell'acqua non pagate nell'accampamento di Via Cricoli. Da oggi ognuno deve avere il proprio contatore e dovrà anche pagare gli arretrati, ma deve avere il proprio contatore.
chi non ha stipulato il contratto con Acque Vicentine e non ha il proprio contatore, da stasera, anzi da questo momento in cui stiamo parlando, non avrà più l'acqua, punto, e berrà acqua minerale. Insomma, anche le tante battaglie che abbiamo portato avanti con i nostri servizi pare abbiano sortito una decisa e ferma presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale di Vicenza. Da Vicenza a Padova per la festa ieri sera le fonderie Anselmi che riaprono dopo il cambio di proprietà, dopo 6 mesi di stop per i lavoratori. Ecco le immagini della prima colata di Ghisa. La prima colata di Ghisa è il lungo applauso che segna la fine definitiva di 6 mesi di patemi e sofferenze. Comincia così la nuova era dell'Anselmi, una grande festa nello stabilimento delle storiche fonderie di Campo San Piero. Tutti e 120 lavoratori che hanno rischiato di perdere il posto di lavoro e che per mesi sono stati senza stipendio hanno festeggiato l'inizio della nuova produzione. Con loro le famiglie e la nuova proprietà bresciana vicentina targata Riotti VDP. Presente alla festa e alla prima colata anche il segretario nazionale della FIOM Maurizio Landini, che ha fatto i complimenti ai lavoratori per la loro tenacia e la caparbietà dimostrata in questi 6 lunghi mesi. L'incubo dei licenziamenti ora è definitivamente allontanato, ci sono delle commissioni, i lavoratori sono ripartiti a pieno regime. Una storia a lieto fine, simbolo di un Veneto che resiste e vuole ripartire. Poco prima delle 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Valdagno, in contrada Fontana, su richiesta dei carabinieri per la ricerca di un anziano che dopo una passeggiata non aveva più fatto rientro a casa ieri sera. L'uomo 82enne è stato trovato, purtroppo dopo circa un'ora di ricerche, privo di vita, poco distante dalla sua abitazione. Restiamo nel Vicentino, proprio a Vicenza. È stata una settimana, al di là degli improvvisi acquazzoni e nubifragi, una settimana con moltissimi interventi per il caldo. Il SUEM di Vicenza ha tracciato un bilancio, allora ce lo dice questo bilancio in diretta telefonica per noi da Vicenza Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, dove quello che è trascorso è un giugno dal caldo record, e il bilancio del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo ci dice anche quali sono gli effetti scioccanti di questo caldo. Pensate un po', 13 tentati suicidi, di cui 9 casi con procurato danno fisico, 150 tra attacchi di panico e stati di ansia, 40 persone con sintomi di depressione, 15 scompensi di origine psicotica, 16 giovani in stato semicomatoso per eccessive bevute di alcolici e 14 per abuso di droghe. 65 casi di violenze tra risse, botte, ferimenti, di cui 5 di natura domestica e le vittime sono tutte donne. 40 casi di epilessia. Insomma, cifre davvero scioccanti quelle di giugno al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Un bilancio drammatico di un mese davvero spericolato, in cui il primo mese caldo dell'anno ha giocato un ruolo decisivo. Centinaia di vicentini dunque quasi sull'orlo dell'abisso, che sono stati poi vittime di una crisi di nervi a causa delle alte temperature. Direi che da Vicenza, con questo bilancio scioccante del caldo record, è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi al rientro parleremo di una partita di calcio un po' speciale.